Buon pomeriggio, in attesa dell'inizio dell'incontro vi do come consueto alcune brevi informazioni tecniche. Quello di quest'oggi è l'ultimo dei nostri 4 incontri dei venerdì del terzo settore, web edition, diciamo, li abbiamo definiti così. Comunque vi comunico che è intenzione degli enti promotori, cioè il Dipartimento di diritto privato dell'Ateneo di Padova e della Fondazione Cariparo, di recuperare dopo la pausa estiva anche tutti gli altri incontri del ciclo originariamente previsti che non si sono potuti celebrare a causa dell'emergenza del coronavirus. Per questa ragione vi raccomandiamo di seguire il nostro sito internet dove potrete trovare tutte le informazioni, seguire l'iniziativa sui social Facebook e Twitter e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi alla nostra newsletter. Sarà premura della segreteria informarvi tempestivamente della programmazione dei prossimi incontri appunto dopo la pausa estiva all'inizio dell'autunno. Come per quanto riguarda l'incontro di oggi, come già le volte scorse, sarà possibile porre delle domande ai relatori scrivendole sulla chat che si trova qui sotto nel collegamento Zoom question and answer, e i relatori compatibilmente alle tempistiche selezioneranno eventualmente alcune domande a cui rispondere. Sempre attraverso la chat potrete eventualmente chiedere alla segreteria ulteriori informazioni. I materiali dell'incontro di oggi, come già i materiali degli incontri precedenti, saranno disponibili sul sito internet dell'iniziativa nella sezione materiali, e per quanto riguarda la registrazione, dopo la post produzione, quindi occorrerà attendere una settimana, 10 giorni, saranno caricati. Il video dell'incontro di oggi sarà caricato sul canale YouTube della Fondazione Cariparo. Grazie mille, lascio la parola al professor Miele per l'introduzione. Buon incontro. Bene, buonasera a tutti. Io stavo facendo centinaia di esami online, quest'anno va così, questo è successo anche per l'organizzazione di questo nostro ciclo di incontri sul terzo settore. Però veramente molto volentieri e con grande piacere ho sospeso gli esami per venire a dire 2 parole di saluto alla collega ordinario di diritto del lavoro, professoressa Adriana Topo. 2 parole di saluto e anche ancora una volta i ringraziamenti, perché se questo ciclo si è potuto realizzare, pensare e realizzare è soprattutto grazie a lei. Quindi voglio ringraziarla ancora. Vorrei segnalare, questo in parte è già uscito sui giornali, che in concomitanza con la proclamazione di Padova, sia pure in un periodo sfortunato, Padova città del volontariato, la professoressa Topo è, e sono notizie pubbliche, è incaricata dal nostro Ateneo in qualità di referente di letteralmente costruire un nuovo percorso di studi voluto dal nostro magnifico rettore, un nuovo percorso di studi, una laurea triennale proprio sul diritto del terzo settore. La professoressa Topo è referente per questa nuova iniziativa, per questo nuovo percorso di studi. E anche per questo, come direttore del Dipartimento, la ringrazio molto perché a questo sta molto lavorando. Purtroppo io non posso fermarmi perché mi devo ricollegare con le decine di studenti che mi stanno aspettando per sostenere l'accertamento d'esame. Quindi non mi resta che salutarvi, che ringraziarvi per la vostra presenza, per augurare buon lavoro ancora alla collega Adriana Topo, oltre che al dottor Giulio De Luca. Buon pomeriggio e grazie. Grazie professor Miele delle gentili parole e dell'introduzione.
io vorrei a questo punto dare inizio all'incontro, ringraziando immediatamente il pubblico che non vedo, ma che spero numeroso e spero soprattutto non si annoierà per la nostra presentazione. Ti saluto quindi perché so che tu stai per scollegarti e ti auguro buona continuazione degli esami. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Buon lavoro a voi. Grazie. Bene, torniamo al nostro lavoro. Io in questo momento devo condividere, ecco, questa è la presentazione che ci accompagnerà durante quest'ora e mezza e che condivido con il dottor Giulio De Luca, del quale già avete letto il curriculum se vi siete collegati alle informazioni che vengono inviate e distribuite tramite mail e sono su internet. Il titolo è proprio vuol portare immediatamente alla vostra attenzione uno dei problemi fondamentali che affronta il giuslavorista, lo studioso di diritto del lavoro, nel momento in cui affronta il tema del lavoro negli enti del terzo settore, nell'impresa sociale, e cioè la necessità di distinguere fra la collaborazione che sia prestata in termini gratuiti dall'individuo e la prestazione che sia svolta invece in cambio di un corrispettivo. Se noi riflettiamo sui contenuti del dibattito degli anni 60 in materia di diritto del lavoro, vediamo che a quei tempi uno dei temi era proprio quello del lavoro gratuito, rispetto al quale si doveva notare spesso la opposizione di alcuni importanti studiosi, quali non ammettevano, no, che vi potesse essere alcun tipo di prestazione di lavoro fondata su animus donandi. Era l'epoca anche di contenziosi fra alcuni ordini religiosi e diciamo appartenenti agli ordini stessi che ricorrevano per vedere riconosciuto il diritto ai contributi previdenziali, eccetera, eccetera, eccetera. Va detto però che appunto l'orientamento maggioritario nell'ambito negli scritti degli studiosi era assolutamente contrario alla possibilità di configurare un rapporto di lavoro a titolo gratuito. Certamente un rapporto di lavoro a titolo gratuito è qualcosa che anche noi facciamo fatica a riconoscere, tanto è vero che distinguiamo oramai fra volontari e lavoratori dipendenti all'interno degli enti del terzo settore. La questione però è un po' più complessa di quello che sembrerebbe e in questa presentazione cercheremo di fornire delle indicazioni che speriamo possano essere utili per chi opera nel terzo settore per orientarsi su questi profili. L'orientamento dottrinale che vi dicevo ha condotto la giurisprudenza a ritenere che il lavoro prestato in stato di subordinazione, cioè alle direzione di qualcuno, si deve presumere oneroso ed è quindi è onere del datore di lavoro, cioè di chi riceve la prestazione, provare che quella è una relazione invece connotata da gratuità. A questa affermazione, come vedremo meglio nelle pagine successive, sono opposte alcune eccezioni che riguardano alcune situazioni del tutto marginali che potete già leggere sulla destra della pagina. È che il punto è che la gratuità, si dice in giurisprudenza, si diceva, può assumere rilievo solo se è insita nella causa della prestazione, ma al di là di queste ipotesi, no, che vediamo qui elencate, i piccoli lavori domestici, le attività agricole fra parenti,
il lavoro svolto dal convivente moro uxorio, il lavoro per i religiosi nella comunità di appartenenza, per lungo tempo, fino alla definizione che troviamo finalmente di volontario, risultava difficile arrivare a una contrapposizione netta, e questo lo si può cogliere se si prende e si affronta la lettura di una sentenza che ormai è risalente nel tempo, una sentenza della Corte Costituzionale del 1996, della quale si pone il problema di quali siano i diritti. Si tratta, ecco, della costituzionalità di una norma che non riconosce a chi opera nell'ambito della cooperazione con i paesi in via di sviluppo i diritti classici del lavoratore dipendente. E questa sentenza, che pure è redatta da un giurista, un civilista famosissimo, che si dedicava con altrettanto successo al diritto del lavoro, cioè Luigi Mengoni, si vede che la difficoltà di tracciare un confine, il confine fra il lavoro dipendente e il volontariato, ma non in relazione all'animo o ai desiderata della persona, ma proprio in relazione alla possibilità di individuare, delineare dei caratteri oggettivi di distinzione che siano immediatamente percepibili a tutti. E abbiamo ora però, finalmente, grazie al decreto legislativo numero 117 del 2017, la definizione del volontario, che è colui che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone, delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà. Ora, questa è una definizione che potrebbe apparirci appagante, no? Però ci sono degli elementi che comunque pongono l'interprete in una situazione di dubbio e nella necessità di accertare chiaramente quali possono essere i confini fra il volontariato e il lavoro dipendente, perché questa espressione è la persona che per sua libera scelta. Ecco, come si fa a accertare la libera scelta? Che cos'è la libera scelta? Quando è che vi è la libera scelta di una persona di svolgere attività in favore, eccetera, 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 in modo spontaneo? La gratuità evidentemente può essere un dato oggettivo, cioè l'assenza di retribuzione, no? Ma tutti gli altri elementi che compaiono in questa definizione sono degli elementi che fanno riferimento a una predisposizione personale e a un orientamento personale che è assolutamente difficile da accertare negli elementi oggettivi e che si può riscontrare evidentemente solo in un fatto, nell'assenza di retribuzione. Assenza di retribuzione che però può essere anche dovuto a che cosa? A un semplice non adempimento da parte di chi commissiona il lavoro ad altri e quindi non è necessariamente indicativo. Ecco. Quindi anche la definizione di volontario e di volontariato nell'ottica del giuslavorista, di chi si occupa di diritto del lavoro, e quindi questa è la deformazione nell'ottica di chi studia le norme che sono poste a tutela del lavoro e delle persone che lavorano, non è ancora una definizione soddisfacente. Noi ci troviamo, nonostante questa definizione di volontario, che vuole distinguere la persona dal lavoratore dipendente, nella difficoltà di stabilire quali sono gli elementi oggettivi, al di là della scelta di donare, che evidentemente oggettiva non è, che possono consentirci dall'esterno di fotografare una situazione come una situazione di autentico volontariato oppure no. Come dicevo poco fa, vi sono dei casi eccezionali in cui la questione dell'inversione dell'onere della prova non si pone, no? Vi sono quelle eccezioni che abbiamo individuato perché c'è un profilo affettivo, c'è un profilo solidaristico, c'è un profilo ideologico, no? Ma al di là di queste questioni si pone la domanda: quando è possibile accertare e come è possibile accertare la finalità solidaristica in luogo di quella lucrativa?
A questo punto voglio proprio cedere la parola al dottor Giulio De Luca, il quale ci illustra degli esempi tratti evidentemente dalla giurisprudenza, che ha dovuto affrontare anche prima dell'entrata in vigore del codice del terzo settore queste problematiche, e nelle quali il dottor De Luca metterà in luce i profili di complessità e ambiguità che si possono riscontrare. Prego, dottor De Luca, mi sente? Sì, sì, la sento. Buonasera professoressa, buonasera a tutti. Sono alcuni casi, quelli evidenziati in queste slide, in cui innanzitutto la Cassazione ribadisce in maniera costante che l'accertamento compiuto dai giudici di merito, quindi dal tribunale, una volta era il pretore, adesso è il tribunale in funzione di giudice del lavoro, e eventualmente dalla Corte d'Appello, è assolutamente intoccabile dalla Cassazione laddove motivato in maniera congrua e senza contraddizione. Quindi sembra quasi la Cassazione innanzitutto mettere le mani avanti per affermare che assolutamente il giudizio della Corte di Cassazione stessa si basa soltanto su diritto e non invece sui fatti. Quindi i fatti innanzitutto vengono analizzati e accertati solo dai giudici di merito, tribunale e Corte d'Appello. Ora, in questi esempi vediamo che il tribunale e la Corte d'Appello, il giudice del merito, aveva rilevato che sussistesse un'ipotesi di lavoro gratuito proprio in quanto c'era una sorta di condivisione ideologica da parte del presunto lavoratore, quindi del ricorrente, del soggetto che invece richiedeva l'accertamento di un rapporto di lavoro di natura evidentemente subordinata. Ecco, vi fosse quindi un coinvolgimento ideologico di questo soggetto con l'attività del presunto datore di lavoro. Pensiamo per esempio a un soggetto che presta un'attività a favore di un partito politico o di un sindacato. Sono le sentenze che trovate elencate nell'ultima voce di questa diapositiva. La sentenza del 2012 riguardava proprio il ricorso presentato da una militante contro il partito della Fiamma Tricolore, okay? Evidentemente insomma, era un ricorso presentato nei primissimi anni 2000, quindi la vicenda riguardava gli anni 90. Ebbene, la presunta lavoratrice aveva svolto alcune attività, quali le tipiche attività di proselitismo, partecipazione ai banchetti e distribuzione dei volantini, sempre in maniera gratuita, offrendo la propria prestazione, quindi in assenza, e questo era stato valutato, accertato correttamente dal giudice del merito tramite la prova testimoniale, sempre in assenza di una richiesta e quindi di un incarico da parte dell'organizzazione politica, e quindi senza che vi fossero ravvisabili quegli indici della subordinazione ai sensi dell'articolo 2094, che sono, lo sappiamo bene noi giuslavoristi, insomma il 2094 configura come rapporto di lavoro subordinato ogni rapporto in cui la prestazione lavorativa, quindi la prestazione delle energie di una qualsiasi attività, sia svolta in una cosiddetta eterodirezione, quindi secondo le modalità imposte dal soggetto beneficiario della prestazione. Ecco quindi che se noi applichiamo queste coordinate dell'articolo 2094 a queste vicende in cui c'è un coinvolgimento ideologico, una compartecipazione ideologica di un soggetto agli obiettivi a sua volta del beneficiario della prestazione, in assenza di direttive, di indicazioni e di incarichi da parte di questo soggetto, ecco allora che è configurabile una prestazione che avviene del tutto gratuitamente. Questo vale, dicevo, per i partiti politici, ma anche per i sindacati, anche per le organizzazioni di tendenza. Pensiamo quindi alle associazioni religiose, al di fuori naturalmente del lavoro dei sacerdoti, ma pensiamo, e poi magari citeremo, le slide successive citeranno anche alcuni precedenti di merito in questo senso, pensiamo alla tipica attività
svolta magari da una signora, ok, il cosiddetto sagrestano o la cosiddetta perpetua, a favore di un'associazione religiosa, a favore del convento, assolutamente in assenza di appunto, di incarichi, anche in maniera costante nel tempo, ma appunto con una causa religiosa più che una causa di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione. Bene. Quindi questi sono assolutamente esempi eccezionali, chiaramente, in cui il giudice va ad accertare appunto un interesse, una compartecipazione ideologica da parte del presunto lavoratore. Dottor De Luca, la interrompo, andiamo avanti con questa altri esempi, però alla pagina successiva, no? Sì. Prego. Sì, proprio perché questa che è il rapporto regola-eccezione, quindi la regola è il lavoro retribuito, soltanto in casi eccezionali di cui il giudice deve valutare ed accertare in maniera rigorosa gli estremi, si può parlare di un rapporto di lavoro che avviene gratuitamente. Ecco, questo rapporto tra regola e eccezione viene però rovesciato in presenza di una relazione familiare e quindi di un grado di parentela o di affinità sostanzialmente tra il prestatore e il beneficiario della prestazione, perché la giurisprudenza afferma in maniera assolutamente pacifica che nel caso in cui il prestatore di lavoro sia coniuge o familiare dell'imprenditore o del professionista, possiamo stare generici, del beneficiario della prestazione, si presume la gratuità, cioè è possibile per il giudicante presumere che la prestazione venga resa appunto per finalità solidaristiche, per la compartecipazione alle attività familiari. Anche da questo punto di vista la giurisprudenza, insomma la casistica giurisprudenziale è molto ampia. Possiamo ricordare questa sentenza che vedete citata del 2011, con cui la Cassazione ha confermato l'accertamento della Corte d'Appello di Macerata, in questo caso, che aveva ravvisato assolutamente la gratuità e quindi l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 2094 del Codice Civile, in un caso in cui il figlio partecipava saltuariamente alla coltivazione, okay, del campo del padre imprenditore agricolo, proprio in virtù del fatto che non sussisteva quella eterodirezione di cui parlavo prima. Quindi da un lato si presume la gratuità, dall'altro lato anche difettano gli indici sintomatici della subordinazione. Bene, la interrompo. Allora, per essere, come dire, per fare una breve sintesi, prima di parlare a questo caso delle sezioni unite, diciamo che il lavoro si presume oneroso a meno che non ricorrano delle specifiche circostanze come quelle che abbiamo indicato poco fa o delle specifiche previsioni di legge che riguardano ad esempio la collaborazione fra coltivatori diretti che portano invece, come dire, un rovesciamento della valutazione circa la naturale gratuità dell'attività svolta e che si sovrappongono quindi ad altre forme di valutazione. Qui è interessante, dottor De Luca, e qui ci racconterà questo caso, vedere cosa dice la Cassazione in relazione a una situazione particolare, in cui abbiamo invece un lavoratore, e continui lei, un lavoratore, come dire, particolare, un sacerdote, che svolge un'attività che ha un forte contenuto, diciamo, ideologico, e che però è stata riconosciuta nella sostanza un'attività di tipo oneroso. Quindi, voglio dire, bisogna stare molto attenti. Le circostanze per cui la prestazione ha anche delle caratteristiche in sé, che sono connotate dalla adesione a una certa scelta ideologica, una certa scelta religiosa, non necessariamente escludono che si tratti invece proprio di un rapporto di lavoro oneroso. Prego, continui su questo caso che è estremamente interessante.
interessante perché evidenzia come in realtà l'oggetto dell'attività che il prestatore svolge è assolutamente neutro ai fini dell'indagine circa la natura retribuita piuttosto che onerosa, piuttosto che gratuita. Nel senso che addirittura in questo caso c'era un sacerdote che reclamava, ok, la retribuzione quale corrispettivo per il suo obbligo, ok, quindi contrattualmente assunto, di andare a celebrare messa presso un ente non religioso, un'associazione non religiosa. Nel caso di specie era una casa di cura privata. Okay. Certo che allorché l'oggetto della prestazione sia celebrare messa e impartire i sacramenti, in un primo momento tutti apparentemente pensiamo che sia assolutamente un'attività naturalmente gratuita. In realtà no, okay? Proprio perché l'oggetto della prestazione è neutro. Ciò che rileva è che il soggetto che si obbliga a svolgere questa attività lo faccia per uno spirito, ecco, religioso, quindi con finalità religiosa, piuttosto che con finalità lavorative in senso vero e proprio. Quindi, nel caso in cui il soggetto si obblighi continuativamente in cambio di corrispettivo, vedete ho evidenziato in rosso le parole nella SEI, le parole chiave, e nel caso in cui vi sia un'obbligazione a svolgere continuativamente e in cambio di un corrispettivo alle dipendenze di un soggetto terzo che non è un'associazione religiosa, okay, e il soggetto terzo esercita quelle direttive, quel potere di controllo e quindi in generale tutti quegli elementi della subordinazione ai sensi del 2094 del Codice Civile, non c'è alcuna ragione, ci dicono le sezioni unite, per escludere il carattere retribuito di quella prestazione, che quindi diventa una prestazione lavorativa a tutti gli effetti. Quindi sempre attenzione a non confondere tra la causa del rapporto, quindi potremmo dire la finalità con cui il prestatore svolge quella prestazione, e l'oggetto della prestazione stessa che invece a questi fini è neutro. Ecco, Prego, professoressa. questo è importante. Quindi il contenuto dell'attività lavorativa non consente di stabilire una differenza fra chi è volontario e presta la propria attività a titolo gratuito e chi invece presta la propria attività a fini, no, di un corrispettivo. Certo. Questo è molto importante. Chiaramente quindi capiamo, è estremamente difficile capire chi è il volontario, perché effettivamente l'elemento su quale il giudizio deve essere costruito è quello della scelta, no, della persona, no, di fornire un'attività o di prestare un'attività gratis et amore, senza con animus donandi. Ecco, evidentemente ricostruire la presenza dello spirito, dell'animus donandi è estremamente complesso, no? E qualche volta addirittura potrebbe essere, dobbiamo pensarci molto seriamente, la forma del volontariato, specialmente in situazioni come quelle attuali, in cui le occasioni di lavoro sono molto, molto poche. E quindi le persone hanno bisogno o si accontentano di molto poco, come potrebbe essere anche il rimborso delle spese che ti copre che cosa? Beh, quantomeno il companatico, ecco, no? Le spese di alloggio minime, e già questo potrebbe essere sufficiente per qualcuno per sopravvivere in tempi difficili, in tempi di crisi. Ma è molto, quindi se pensiamo alla realtà, è molto difficile arrivare a distinguere il vero volontario, l'autentico volontario dal simil volontario, dal finto volontario, lavoratore dipendente, che guarda caso viene anche forse sfruttato da qualcuno, no? Attraverso questa forma che può anche essere utilizzata evidentemente, specialmente nel momento in cui, come vedremo, la legge consente la compresenza in alcune strutture di volontari e lavoratori dipendenti. Allora, proprio perché è molto complicato arrivare a costruire che cosa? Beh, la presenza dell'animus, la giurisprudenza ha dovuto in qualche maniera individuare degli indicatori oggettivi, degli indicatori altri, che questa sentenza della Cassazione del 2017 ci indica, la sentenza numero 24.360,
pone l'accento proprio su alcuni profili sulla base dei quali possiamo tentare, no, di tracciare nei casi specifici, nel caso specifico, la distinzione fra chi sia lavoratore dipendente o autonomo e chi sia invece volontario. E lei, dottor De Luca, ci può illustrare questo caso molto brevemente? Sì, e poi finiamo. è un caso i lavoratori, anzi qui in questo caso non erano neanche i lavoratori che ricorrevano, ma era l'ispettorato del lavoro, no, che aveva notificato alla società, insomma, una ordinanza ingiunzione, assumendo la sussistenza di un rapporto fittizio di volontariato a favore invece di un rapporto autentico di lavoro subordinato. Bene, qual era l'elemento assunto dalla Corte d'Appello per ritenere sussistente un rapporto di lavoro? Quindi la Corte d'Appello aveva dato ragione di fatto all'ITL. La Corte d'Appello aveva valutato alcuni elementi che però, secondo la Cassazione, non sono idonei a soddisfare l'onere della prova. Semplicemente la Corte d'Appello si era focalizzata sulla circostanza tale per cui fino a pochi mesi prima dell'inizio del rapporto di volontariato i prestatori, i volontari, erano lavoratori dipendenti dell'associazione. Ecco, questo, secondo la Corte d'Appello, conduceva di fatto alla natura fittizia del volontariato. La Cassazione dice, ricordiamo quello che dicevo prima in sede di apertura, è vero che è intoccabile la valutazione fattuale del giudice di merito, però deve essere motivata in maniera congrua e non contraddittoria. Secondo la Cassazione, in questa sentenza, motivare sulla base solo di questo elemento estrinseco è contraddittorio, perché in realtà bisogna accertare tutta una serie di elementi di fatto elencati in questa slide, tra cui, vedete, il rimborso spese fisso, quindi mese per mese, e non in realtà legato al numero di ore, oppure la disponibilità, il fatto che quindi il volontario sia in qualche modo obbligato a garantire la propria disponibilità in determinate fasce orarie. La firma del volontario all'inizio del turno, evidentemente no, per obblighi, per consentire, no, la quantificazione dell'orario di lavoro svolto. L'inserimento nel contesto organizzativo dell'associazione, e meglio non aprire in questo caso la parentesi sull'importanza dell'inserimento del lavoratore all'interno del contesto organizzativo, non se ne parla anche in relazione alle nuove forme di lavoro nelle piattaforme digitali, secondo la Cassazione. Insomma, quindi vari sono gli elementi che il giudice di merito deve accertare senza poter appuntare la propria attenzione solo su un elemento per lo più estrinseco. Ecco, quindi questo è interessante, questa sentenza, perché di fatto presenta un catalogo di elementi di fatto che bisogna tenere nella giusta La interrompo. attenzione. Certo, però, come immaginerà il nostro pubblico, è molto difficile pensare a un'organizzazione seria ed efficiente di volontari che non abbia dei turni di presenza, no? Certo. Quindi che non abbia un'organizzazione del lavoro che sia sostanzialmente assimilabile a quella di un'azienda. E quindi è chiaro che basarci sull'elemento organizzativo può essere fuorviante, perché immagino che un'associazione di volontariato moderna, e del resto il codice del terzo settore vuole trasformare, no, gli enti anche di volontariato in strutture funzionanti, efficienti, diciamo, moderne, ha un'organizzazione interna. E allora però alla fine, per questo c'è questa sottolineatura in giallo, ancora l'attenzione si sposta su alcuni elementi che devono richiamare l'attenzione e che sono quegli elementi rispetto ai quali anche chi opera nel terzo settore deve essere attento. I rimborsi spese fisse, no? Il compenso fisso. Ecco, questa l'idea di parlare di un compenso, il fatto che, ecco, il rimborso spese assuma, diciamo, una struttura forfettaria, sono dei fari che si accendono agli occhi di chi all'esterno, come l'ispettorato del lavoro, ma potrebbe essere il giudice, cerca di capire quale sia la sostanza, la realtà di quel rapporto che si è configurato, anche perché
Se è vero che noi recentemente siamo abituati a sentire parlare di contratto di lavoro a termine, contratto di lavoro a tempo parziale, contratto di lavoro interinale, cioè portiamo l'accento, sentiamo portare l'accento sul contratto. Non dobbiamo dimenticare una cosa fondamentale, cioè che l'articolo 2094 si preoccupa assolutamente dei profili del contratto, ma ci definisce chi è il lavoratore dipendente. Il lavoratore dipendente è chi si obbliga a lavorare in cambio di retribuzione. Allora in quel momento, nel momento in cui noi troviamo nella situazione di fatto, che cosa? Un elemento, una circostanza, qual è il rimborso fisso o il compenso fisso determinato su base oraria, ci troviamo a fronte di un elemento che è tipicamente coessenziale e collegato a proprio quella situazione astrattamente delineata dall'articolo 2094 di chi si impegna a fare qualcosa in cambio di un corrispettivo, che tipicamente nel lavoro dipendente è un trattamento privo di rischio e quindi è collegato a che cosa? Al tempo, no? È determinato in modo fisso, è proprio perché il lavoratore dipendente non assume alcun rischio circa l'utilità, no, per l'impresa, nell'organizzazione dell'impresa e la prestazione effettuata. Quindi attenzione, abbiamo ancora delle categorie antiche che ci impongono di ragionare in un certo modo e sicuramente la definizione che il codice del terzo settore dà di volontario non supera le problematiche di cui stiamo parlando adesso, e questo è un punto molto importante. Andiamo avanti. Qui c'è un altro caso che il dottor De Luca ci illustra, che è una decisione, diciamo, molto recente, vero? Del 2020, perché è di pochi mesi fa. E cosa dice questa decisione, dottor De Luca? Sì, di fatto l'abbiamo inserita perché è estremamente recente, perché dimostra come i giudici di merito poi applichino i principi della Corte di Cassazione. Okay? Perché se noi leggiamo proprio le prime righe, il nucleo centrale della valutazione da compiersi ai fini dell'accertamento di cui stiamo discutendo, cioè sulla natura genuina del volontariato o sulla in realtà esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Qual è? Risiede nella verifica della presenza o meno nelle modalità esecutive, attenzione, non nell'oggetto della prestazione, ma nelle sue modalità esecutive, di indici dell'estraneità o dell'eccedenza dell'attività stessa dai limiti dell'adempimento di un obbligo morale o lato sensu solidaristico, religioso, proprio dello statuto di un'associazione del terzo settore. Quindi anche questa sentenza del Tribunale di Teramo ci va a chiarire come l'accertamento, l'indagine del giudice debba appuntarsi anche sulle finalità soggettive per le quali il prestatore esegue la propria attività. Quindi è sicuramente un accertamento che in quanto soggettivo è complicato e complesso. Okay? E anche in questo caso, vediamo la seconda parte, in questa indagine circa la sussistenza nei contraenti dell'intenzione, vedete, quindi aspetto soggettivo, di realizzare un assetto di interessi rispondenti a tali finalità solidaristiche, religiose, morali, si ritiene di dover prendere in considerazione le modalità esecutive del rapporto. Quindi, anche in questo caso, quali saranno le modalità esecutive? Quelle che abbiamo ricordato nella slide di prima. La previsione di un rimborso spese fisso per ogni turno, okay, la addibizione a orari fissi, costanti nel tempo, la reperibilità del lavoratore, del volontario che quindi è un lavoratore, se evidentemente deve essere reperibile in determinate fasce orari per insomma, un periodo di tempo prolungato. Okay, quindi vedete come questi principi generali e teorici dalla Cassazione vengono poi implementati correttamente dai giudici di merito. Sempre quindi con un'indagine anche inerenti profili soggettivi. Certo, profili soggettivi che però si confrontano anche con quella circostanza delle modalità, no, con le quali il rapporto si è svolto, e quindi alla presenza di questi
indicatori attraverso i quali si ricostruisce l'elemento soggettivo. Allora, il lavoro nel terzo settore però è anche, al di là di queste considerazioni che abbiamo fatto e che secondo me hanno una importanza fondamentale per la continuazione dell'analisi, è anche regolato, tra virgolette, per quello che concerne appunto questo tipo di enti dal decreto legislativo del 2017. Ed è regolato perché nel terzo settore ovviamente non ci sono solo i volontari, che è difficile distinguere qualche volta dai lavoratori dipendenti, ma nel terzo settore ci sono anche dei lavoratori veri, dei lavoratori subordinati, poi ci possono essere anche dei collaboratori autonomi. E per questi lavoratori, per i lavoratori che stanno nel terzo settore, il codice del terzo settore ha dettato delle regole particolari. Beh, innanzitutto vediamo di che regole si tratta. Beh, questi sono i principi generali sui quali dobbiamo soffermare la nostra attenzione, perché ci dicono qualche cosa che non è necessariamente equivalente negli ambiti che non rientrano nel terzo settore. Innanzitutto questa norma dice che i lavoratori degli enti del terzo settore, quindi i lavoratori come si potrebbe dire? Autenticamente. Autenticamente dipendenti, innanzitutto hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81, no? E qui c'è riferimento a quali tipi di contratti collettivi. Ora, per i lavoratori dipendenti nel settore, non nel terzo settore, noi diciamo che i lavoratori hanno diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, no, dottor De Luca? Quindi una norma che faccia riferimento e che indichi come diciamo parametro per il trattamento economico la contrattazione collettiva non esiste, quindi già questa è un qualcosa di specifico che è dettato per il terzo settore. E poi c'è una norma ancora più particolare, specifica, che si occupa della diciamo comparazione fra il trattamento retributivo dei dipendenti del terzo settore che appartengono a categorie diverse, a qualifiche diverse, perché in ciascun ente del terzo settore la differenza retributiva fra i lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1:8, il che vuol dire che chi gestisce il terzo settore, chi gestisce un ente del terzo settore, ovviamente deve avere una retribuzione che non eccede questa dimensione, a meno che, come vedremo, ma anche deve farsi carico di porre a confronto il trattamento economico dei lavoratori e soprattutto è contenuto entro dei limiti esterni stabiliti dalla legge che vietano di eccedere rispetto a questi parametri. Ovviamente ci sono delle norme che indicano la circostanza per cui gli enti del terzo settore devono rendere conto del rispetto di questo parametro, ma è anche da chiedersi se il mancato rispetto di questo parametro non possa essere utilizzato, ad esempio dal giudice, al fine di escludere che un ente sia autenticamente un ente del terzo settore. Questo è un punto che è significativo, non è espresso dalla legge, ma è una delle conseguenze della previsione di questa normativa, perché il mancato rispetto di queste norme non porta a un riproporzionamento evidentemente dei trattamenti a richiesta di uno dei dipendenti, ma sostanzialmente può inficiare la qualificazione della struttura dell'organizzazione produttiva. Esiste peraltro anche una contrattazione collettiva per gli enti del terzo settore, certamente però questa norma così intensamente basata sul rinvio alla contrattazione collettiva, che costituisce una regola peculiare nel nostro sistema, invita in qualche maniera anche chi opera nel terzo settore a utilizzare la contrattazione collettiva, e quindi anche perché la contrattazione collettiva può essere vista in tanti modi, ma sicuramente è uno strumento che può servire all'efficienza nella gestione dell'organizzazione del lavoro.
Ecco, il fatto che, ad esempio, un ente del terzo settore utilizzi e applichi la contrattazione collettiva come è stabilito in questa norma può servire, a contrari rispetto a quello che dicevo in precedenza, a suffragare l'opinione del giudice che effettivamente, no, si tratti di un genuino ente del terzo settore, a prescindere dal rispetto delle formalità che possono essere state rispettate o applicate, eccetera, eccetera. Le organizzazioni di volontariato però possono, come dicevamo, avere al proprio seno lavoratori dipendenti o anche avere contratti di lavoro autonomo. La legge però stabilisce una percentuale che non deve essere superata, per cui i lavoratori dipendenti non possono superare una certa percentuale dei lavoratori autonomi. Al di là poi dei dettagli, per cui poi altri articoli, disposizioni stabiliscano specificità, ad esempio per le associazioni di promozione sociale, che può essere interessante per qualcuno, no? Questo fatto ci dice però che c'è la coesistenza nell'organizzazione aziendale di lavoratori e di volontari, che rende ancora più complessa, no, la distinzione e soprattutto rende più complessa la gestione operativa all'interno dell'ente delle attività da svolgere, perché come dicevamo all'inizio i turni, le presenze sono tutte circostanze, elementi che pesano nella qualificazione, ma è molto difficile collaborare all'interno di un'organizzazione produttiva se non si è assoggettati a regole che sono simili. Allora, andiamo a questa pagina per andare a soffermarci poi su altri profili che sono estremamente significativi e che sono quelli della partecipazione riguardo alla presenza dei lavoratori all'interno degli enti del terzo settore. Certamente i diritti dei lavoratori sono uno dei profili sui quali la legge si è soffermata con molta attenzione proprio nel momento in cui ha introdotto questa regolamentazione generale della quale stiamo parlando. Se noi ci soffermiamo sulla fattispecie dell'impresa sociale, infatti, oltre e dopo la definizione che fa di questa impresa un soggetto che esercita in via stabile, principale, un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, troviamo una formula, un principio che è estremamente importante, perché la norma dice che si tratta di imprese che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, oltre che degli utenti di altri soggetti, all'interno dell'organizzazione. Questo è dunque un altro punto importantissimo. Abbiamo visto che all'interno degli enti del terzo settore vigono delle regole particolari per quanto riguarda la definizione dei trattamenti retributivi e il rapporto, la differenza nei trattamenti economici fra lavoratori che appartengono a categorie di diverso livello. Troviamo quindi a questa norma un secondo punto fondamentale che caratterizza il diritto del lavoro all'interno degli enti del terzo settore e in particolare qui delle imprese sociali, cioè la circostanza per cui è favorito il più ampio coinvolgimento dei lavoratori nelle modalità di gestione. Noi sappiamo che la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'attività dell'impresa è prevista dall'articolo 46, no? della Costituzione, la partecipazione dei lavoratori all'interno delle imprese. Ma non è mai stata questa norma assoggettata a una disciplina generale applicabile a tutti i rapporti di lavoro, cioè non è mai stata estesa come principio generale in tutte le ambiti, in tutte le strutture produttive, in realtà è lasciato alla contrattazione collettiva. Secondo alcuno, infatti, la contrattazione collettiva è lo strumento che nel nostro paese è stato
utilizzato per arrivarsi lì dove si vuole arrivare alla partecipazione dei lavoratori alla gestione. Partecipazione che può essere partecipazione anche azionaria, no? Partecipazione al capitale e quindi partecipazione anche ai profitti, ma che evidentemente per quanto riguarda questo ambito è una partecipazione che riguarda più che altro le scelte strategiche e gestionali. E questo è un unicum nel nostro sistema, perché l'idea di partecipazione si affaccia proprio nell'ambito dell'impresa sociale. L'impresa sociale poi ha un altro profilo di rilevanza che riguarda il diritto del lavoro, e cioè l'impresa sociale è comunque uno strumento che il codice del terzo settore vede come meccanismo per accompagnare le persone nel mercato del lavoro. E qui direi che è molto importante prendere in considerazione che cosa? Beh, la circostanza per cui imprese sociali di diritto sono proprio le cooperative sociali, che sono uno degli strumenti principali che nel nostro ordinamento assolvono quella funzione alla quale il collocamento poco è riuscito a dare soddisfacimento, che è l'accompagnamento dei lavoratori più fragili, più deboli nel mercato del lavoro. Ebbene, le cooperative sociali sono imprese, no? Sono enti del terzo settore, e di queste ci occuperemo nell'ultima parte di questo intervento che stiamo facendo insieme io e il dottor De. Allora, torniamo comunque a questi punti che abbiamo in precedenza visto, quello del cosiddetto salary cap e i successivi della partecipazione. Per quanto riguarda il trattamento economico, è molto importante sottolineare che al di là di questa circostanza per cui il rapporto 1:8 che va calcolata sul salario lordo deve essere la regola nell'ambito dell'impresa sociale, è da ricordare che è vietato all'interno dell'impresa stessa la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve ai dipendenti. E che la norma vieta anche di retribuire i dipendenti in misura superiore del 40% rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata per le medesime qualifiche, a meno che, e si tratta di un'eccezione, non vi sia la necessità di acquisire competenze specifiche o vi siano altre comprovate esigenze, a meno che, e qui c'è un'altra eccezione ancora, non si tratti di una cooperativa. Si tratta di norme estremamente importanti perché da un certo punto di vista di base dunque si prende in considerazione, si impone, si dice che l'impresa sociale deve applicare, no, le norme del contratto collettivo. E però, come sappiamo, nel settore del lavoro privato tipicamente il datore di lavoro, l'imprenditore, qualsiasi sia la sua struttura, può nel contratto erogare ai propri dipendenti dei trattamenti che si chiamano super minimi, che evidentemente eccedono quanto previsto dal plafond contenuto nel contratto collettivo. Qui c'è quindi, oltre alla regola che impone, abbiamo visto, un salary cap, e quindi all'interno della struttura un vincolo di equiparazione, un vincolo che consiste nel non eccedere più il rapporto 1:8 per quanto riguarda la determinazione nel verticale dei trattamenti di lavoratori appartenenti a diverse qualifiche. C'è anche un vincolo che riguarda l'esterno, e cioè il confronto con chi svolge la stessa attività in imprese diverse che non siano imprese sociali. Questo è un punto importante perché evidentemente ciò che è vietato è la decisione all'interno dell'impresa sociale di erogare i cosiddetti super minimi ai propri dipendenti, no? In qualche maniera contenendo la possibile
diciamo, la possibile aspirazione, la possibile tentazione di chi gestisce l'impresa, di utilizzare, anziché per il perseguimento dei fini sociali, quelli che sono i ricavi dell'attività svolta, ai fini di premiare gli stessi appartenenti all'impresa sociale. Quindi ciò che viene imposto a chi è dipendente, quindi non stiamo parlando di volontari in questo momento, all'interno dell'impresa sociale è una qualche forma di rinuncia, no? Più che una forma di rinuncia, si impone un limite rigido e esterno per cui l'impresa sociale, anche nel trattamento dei propri dipendenti, deve assoggettarsi a dei limiti che favoriscono evidentemente l'utilizzo del capitale per il seguimento dei fini. Non può essere in sostanza l'impresa sociale una modalità per alimentare l'ingordigia dei propri dipendenti. Dottor De Luca, da dire qualche cosa? Concorda? O... Sì, assolutamente concordo. Sì, è interessante questo rinvio alla contrattazione collettiva, perché poi si pongono dei problemi di compatibilità in primo luogo con l'articolo 36, allorché i contratti collettivi evidentemente prevedano dei minimi retributivi inferiori rispetto ai minimi retributivi previsti dai contratti collettivi dello stesso settore in cui interviene l'impresa sociale o la cooperativa sociale, ma dopo ne parleremo con specifico riferimento a tutto quel contenzioso, quel vasto contenzioso che è intervenuto su questo argomento per le cooperative sociali. Ecco, nell'impresa sociale ci possono anche essere i volontari e qui evidentemente tutte le considerazioni che abbiamo fatto all'inizio sulla difficoltà di distinguere chi è dipendente da chi è volontario trovano una precisa collocazione nel discorso. Perché questo è un punto nodale. Nell'impresa sociale che opera nel mercato possono operare anche volontari. Non è vero solo quindi che nell'associazione di volontari possono esservi dei dipendenti, ma è anche vero che nell'impresa sociale che opera nel mercato ci possono essere dei volontari che non possono superare il numero dei lavoratori dipendenti e stiamo attenti, questo è un altro punto decisivo perché altrimenti diventa impossibile appunto realizzare quella distinzione fra chi è dipendente e chi è volontario se le attività che vengono svolte sono promiscue. Diciamo, se i volontari vanno a svolgere le attività che rientrano nel diciamo, core business, no? nelle funzioni fondamentali dell'attività dell'impresa. E questi non possono i volontari svolgere mansioni sostitutive rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali. Quindi se un'impresa ha un suo ruolo, una sua attività specifica nel mercato, è chiaro che i volontari non possono essere assunti per svolgere le attività sostanziali che vanno a costituire l'in sé, no, dal punto di vista della presenza dei lavoratori di quell'impresa. E questo è importante e violare questa regola comporta le conseguenze di cui parlavamo poco fa, e cioè la possibilità che poi l'attenzione del giudice porti a qualificare, no, che cosa? Beh, innanzitutto quei volontari non come volontari ma come lavoratori dipendenti e poi a un certo punto sulla base di altre considerazioni anche a porsi il problema se quella sia veramente un'impresa sociale. E poi c'è questa precauzione di tipo amministrativo burocratico per cui il nome dei volontari deve essere indicato in un elenco apposito, le spese da questi sostenuti possono essere imputate ai costi di gestione nei limiti stabiliti dall'articolo 17,4 eccetera. Proprio perché appunto quello dei costi di gestione, no, dei costi delle spese, cioè le spese sostenute dai volontari sono uno di quei capitoli che si presta più facilmente, come dicevamo proprio poco fa,
a celare, a nascondere delle situazioni che non sono genuinamente riconducibili al volontariato. E come vedete, le riconsiderazioni che abbiamo fatto tornano a palesarsi nella previsione della legge che appunto richiama particolari cautele e modalità di computo relative a queste spese. Si computano invece i costi dell'assicurazione contro l'infortunio, responsabilità nei confronti di terzi, perché certamente i volontari devono essere assicurati, ma qui potremmo domandarci poi, ma solo assicurati? Ovviamente le norme in materia di salute e sicurezza che si applicano nell'attività produttiva vanno estese ovviamente anche ai volontari. Di questo, del resto, la normativa in materia di salute e sicurezza, al di là del fatto di prevedere per i lavoratori alcune specifiche regole, cautele, rappresentante sindacale per la sicurezza, eccetera, 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 sono regole che si applicano a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'azienda e certamente, ecco, e non solo le norme si estendono ai volontari, ma si estende il costo, cioè si estende la tutela e l'assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità nei confronti di terzi. Questi sono elementi minimi che già riconosciuti, come dire, da molto tempo, dei quali già parlava la sentenza della Corte Costituzionale del 1996 redatta da Mengoni, il quale faceva appunto riferimento a questo tipo di protezione come all'epoca esclusiva protezione spettante ai volontari. Poi, come dicevo poco fa, l'altro nucleo fondamentale, abbiamo visto i parametri retributivi di cui ci siamo occupati, e ora i diritti di partecipazione, per cui nei regolamenti aziendali e negli statuti delle imprese sociali devono essere previste delle forme di coinvolgimento dei lavoratori, eccetera, eccetera. In che coinvolgimento in che cosa? Ecco, il coinvolgimento è descritto qui in questi termini, è un meccanismo di consultazione o di partecipazione. Beh, innanzitutto sono due termini molto diversi. La consultazione è un modo di partecipare e la partecipazione però non si esaurisce nella consultazione. È vero, dottor De Luca? La partecipazione è un termine molto più ampio perché qui si dice mediante questi due strumenti il lavoratore può essere posto in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale. Particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni. La consultazione cos'è? Beh, la consultazione sono delle fasi, la consultazione è una fase dialettica in cui chi gestisce e chi lavora, diciamo, e viene organizzato, si incontrano per trattare di alcune questioni, di alcuni problemi, qui in particolare sulla condizione di lavoro, visto che stiamo parlando delle consultazioni con i lavoratori. Le consultazioni possono portare anche a degli accordi, no? Che possono essere degli accordi sindacali. Del resto a queste aziende si applica la contrattazione collettiva, quindi non possiamo pensare alle imprese sociali come a delle strutture desindacalizzate. Sono imprese, si applicheranno quindi tutte le norme relative alla rappresentanza sindacale nelle imprese, la legge 300 del 1970. La partecipazione che cos'è? Beh, la partecipazione può essere anche qualche cosa di più, perché la consultazione può dar luogo appunto al contratto collettivo, può essere anche una consultazione che non si esaurisce in nulla e quindi chi gestisce continua a gestire l'azienda nei modi che ritiene. Ma la partecipazione è un qualcosa di più, è un assumersi evidentemente un ruolo di gestione. E chi lo stabilisce? Beh, queste sono scelte che fa l'impresa sociale, perché evidentemente questa è materia, come risulta chiaramente dal primo comma, che è regolata dai regolamenti aziendali o dagli statuti delle imprese sociali, in cui non è che possano essere previste forme di coinvolgimento, devono, perché la norma dice devono
Certamente però il fatto che debbano vuol dire che c'è uno standard minimo di coinvolgimento dei lavoratori che deve essere rispettato, ma noi non sappiamo qual è a questo punto, no? Non è chiaro quale sia la misura minima della partecipazione o della consultazione dei lavoratori all'azienda. Questa è una questione che è lasciata a testa. Le modalità del coinvolgimento devono essere individuate tenendo conto dei contratti collettivi, della natura dell'attività, delle categorie, ecco, in conformità a delle linee guida del Ministero del Lavoro, che però francamente io non conosco, non so ancora se vi siano. Certamente però pensiamoci, è un profilo molto delicato questo, perché in che misura, voglio dire, il decreto del Ministero del Lavoro può interferire con le modalità, che sono modalità di esercizio tutto sommato di che cosa? Beh, di libertà sindacale. Perché qui non si tratta, e non sto parlando del coinvolgimento degli utenti, io qui sto parlando del coinvolgimento dei lavoratori. Allora, il coinvolgimento dei lavoratori è un qualche cosa che è ammantato da un importante principio di tutela, che è l'articolo 39 della Costituzione. Ecco, l'articolo 39 della Costituzione dice: l'organizzazione sindacale è libera. Ma se l'organizzazione sindacale è libera e ai giorni nostri non esiste ancora, diciamo la verità, una legge sindacale, proprio perché l'organizzazione sindacale è libera e si è ritenuto che l'articolo 39 nei commi 2, 3, 4 non potesse essere attuato senza produrre una qualche forma di lesione del principio di libertà di organizzazione sindacale. Come possiamo pensare che un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali possa legittimamente regolare la partecipazione? Perché non stiamo parlando di pubbliche amministrazioni nemmeno, voglio dire, in cui posso immaginare il Ministero potrebbe dare delle direttive non ai lavoratori ma alle aziende pubbliche, alla gestione delle aziende pubbliche, alle pubbliche amministrazioni su come esercitare l'attività sindacale. Anche se, voglio dire, qui parliamo di imprese che sono nel settore privato e quindi qui c'è un momento di interferenza, no? Tornando agli statuti, vediamo che gli statuti devono regolare comunque i casi e le modalità di partecipazione dei lavoratori tramite i loro rappresentanti all'assemblea e poi eccetera eccetera, altri profili. Resta comunque questo grosso dubbio relativo alla compatibilità di una costruzione di questo tipo con l'articolo 39 della Costituzione. E chiaramente la cosa più opportuna da fare per chi, a mio avviso, ridiga regolamenti aziendali e statuto delle imprese sociali è in qualche modo proprio l'utilizzo della contrattazione collettiva, perché allora il riferimento alla contrattazione collettiva nei regolamenti e negli istituti delle imprese sociali può diventare diciamo, il collegamento, lo strumento attraverso il quale si dà attuazione a una norma nel rispetto però del principio di libertà sindacale. Lei cosa dice, dottor De Luca? Che queste preoccupazioni sono eccessive o che sono affondate? No, io intervengo un attimo perché ho visto sulla chat qua della piattaforma Zoom che ci sono delle domande e allora se lei è d'accordo io vorrei un attimo rispondere alla dottoressa Traniello che chiede come computare nel concreto il rapporto numerico tra lavoratori e volontari nelle imprese sociali. Ecco, a tal proposito si può rispondere segnalando che c'è una nota del Ministero del Lavoro del 3 maggio 2019, è la nota numero 4097, la quale richiama anche per le imprese sociali, quindi ai sensi del decreto del 2017, una precedente nota in risposta a interpello sempre del Ministero del Lavoro del 2015 che si riferiva invece alle cooperative sociali, quindi di fatto il criterio di computo è lo stesso e questi due provvedimenti del Ministero dicono che il computo si fa per test.
Ok, quindi il fatto che quindi si chiede 2 lavoratori part-time al 50% fanno un lavoratore full-time, in realtà no, perché la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati, sto leggendo proprio la nota ministeriale, viene effettuata per test e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi. Quindi ecco, mi sembrava corretto rispondere alla dottoressa Traniello. Invece, per quanto riguarda la domanda del dottor Bottacin, se il rapporto di 1 a 8 tra le retribuzioni, no, il salary cap di cui parlava prima la professoressa, debba essere calcolato sulla base di un tempo pieno, sì, evidentemente ci sarà la riproporzione nel caso di un lavoratore part-time. Sì. Certamente ricordandoci che il lavoratore part-time non può mai essere discriminato rispetto al lavoratore a tempo pieno, quindi bisogna stare molto attenti in questi calcoli e mai considerare di minor valore economico la prestazione del lavoratore a tempo parziale. Certo, no, però nel caso in cui ci fosse un lavoratore che di fatto percepisce una retribuzione inferiore al rapporto 1 a 8 rispetto al... ok, che quindi impedirebbe, ecco, il rispetto di questo limite, se però quel lavoratore è part-time, evidentemente dovrò riproporzionare. Esatto, sì, sì, ecco. Ok, allora. Arriviamo qui però al capitolo del quale avevo detto ci saremmo occupati nell'ultima mezz'ora, che è quello delle cooperative sociali, perché noi sappiamo che negli enti del terzo settore, le imprese sociali rientrano le cooperative sociali e sappiamo che queste sono figure fondamentali nel mercato del lavoro e nelle scelte politiche che sono state effettuate ai fini dell'accompagnamento dei lavoratori nel mercato, alla fine dell'accompagnamento dei lavoratori più fragili. È anche vero però che le cooperative sociali, che hanno una disciplina specifica e che conservano questa disciplina specifica nonostante appunto l'entrata in vigore delle norme in materia di terzo settore, sono anche un ambito, un contesto che si presta anche alla violazione dei diritti dei lavoratori. Quindi adesso sentiamo le riflessioni del dottor De Luca su questi profili e a lei la parola per poi dibattere su questo tema. Condivido quindi le slide del mio schermo oppure procede lei ad andare avanti? Scusi, per... Posso andare avanti, casomai lei mi dirà vada avanti se io mi interrompo. Ok. Allora, innanzitutto sì, cooperative sociali sono disciplinate da una legge ormai risalente, perché è la legge 381 del 1991, che distingue subito quali sono le 2 tipologie di cooperative sociali, nello scopo però che accomuna entrambe queste tipologie, cioè lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, ma soprattutto all'integrazione sociale dei cittadini. Quindi l'interesse generale che poi è stato anche mantenuto dalla definizione che vi ha ricordato prima la professoressa delle imprese sociali. Ecco, ci interessano soprattutto, in virtù del ragionamento, no, del filo conduttore dell'incontro di oggi, le cooperative sociali di tipo B, quelle che svolgono attività di natura agricola, industriale, commerciale o di servizi con lo scopo di inserire, quindi di effettuare, di promuovere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. E qui di fatto emerge il primo problema relativo alla legge del 1991, cioè quali categorie di persone possono definirsi come persone svantaggiate. È un problema in realtà non tanto perché la legge del 91 non prenda posizione su questa questione, perché l'articolo 4 della legge 381 elenca le categorie di soggetti che vengono considerati come soggetti svantaggiati e prevede quindi gli invalidi di natura fisica, psichica e sensoriale e a tal proposito invalidi con un'invalidità superiore al 45%, quindi secondo le quantificazioni della legge 68 del 99.
Poi gli ex degenti di istituti psichiatrici e i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti e gli alcolisti, definizione estremamente generica, ma che poi, insomma, alcune circolari dell'INPS affermano che questo stato, insomma, debba essere comunque certificato dalle ASL o dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi da strutture comunque sanitarie riconosciute a livello pubblico. I minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, previste dall'ordinamento penitenziario. Qual è il problema che si pone? Il problema è di comprendere se all'interno del novero dei lavoratori svantaggiati, o meglio, delle persone in situazione di svantaggio, debbano essere o possano essere ricompresi anche i soggetti disoccupati di lungo corso. Questo problema emerge dal confronto con la normativa dell'Unione Europea, perché ci sono due regolamenti, uno del 2008 e poi anche uno di modifica integrato nel 2014, più recente, che definiscono come persone svantaggiate o molto svantaggiate a fini lavorativi proprio i disoccupati. I molto svantaggiati sono i soggetti che non hanno semplicemente svantaggiati sono invece i soggetti che non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi e versino in alcune situazioni soggettive ulteriori, per esempio hanno meno di 24 anni o più di 50 anni, o risiedono in determinate zone in alcune zone depresse, dal punto di vista occupazionale. Ecco, allora un soggetto che è disoccupato da un periodo di tempo tale da rientrare nella situazione di svantaggio secondo la normativa dell'Unione Europea può essere conteggiato ai fini della disciplina della legge sulle cooperative sociali come persona svantaggiata? E vediamo che questa domanda in realtà è interessante dal punto di vista concreto, perché la legge 381 ci dice che le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori dipendenti della cooperativa. Quindi anche in questo caso c'è un requisito numerico, di rapporto numerico tra svantaggiati e persone invece non svantaggiate come dipendenti della cooperativa. Ecco, quindi in questo computo posso conteggiare anche i disoccupati oppure no? Ecco, secondo lo stesso messaggio del Ministero che vi ho citato prima, quindi il numero 4097 del maggio 2019, no. In realtà, per effettuare questo computo numerico, quindi il calcolo del 30% dei lavoratori svantaggiati rispetto a tutti i dipendenti della cooperativa, devo considerare soltanto le persone elencate, cioè in situazioni di svantaggio elencate dall'articolo 4 della legge 381. Ok? Quindi senza poter invece integrare questo elenco con indicazioni provenienti dalla normativa dell'Unione Europea, che sono disposizioni evidentemente dettate per altri fini. Okay? Quindi non c'è ovviamente nessuna lesione rispetto al diritto dell'Unione Europea. Quindi ecco, questo mi sembrava corretto segnalarvelo, c'è questo problema che viene risolto in questo modo. La interrompo un attimo, la interrompo solo per dire che chiaramente gli svantaggiati che rientrano nelle categorie che abbiamo qui all'articolo B devono essere almeno il 30%, ma ciò non toglie che poi nell'ulteriore X% di lavoratori possano essere occupati anche i lavoratori particolarmente svantaggiati, no? Secondo la definizione che è stata data poco fa, e quindi una cooperativa sociale deve avere almeno il 30%, ma poi può avere come lavoratori altre persone che rientrano nelle categorie degli svantaggiati o degli molto svantaggiati di origine comunitaria. Certo, sì, sì. Andiamo, prego, scusi l'interruzione, no, andiamo avanti. Ha fatto bene a chiarirlo, sì, perché oggettivamente sì, naturalmente questa percentuale è una percentuale minima, ma può essere chiaramente superata anche il 100%. Possono avere il 30% di svantaggiati, poi possono assumere anche molto svantaggiati. Quindi, certo, sì, assolutamente. Solo questo, ecco. Ecco, la legge poi del 1991 è particolarmente interessante perché prevede
delle agevolazioni contributive, in quanto la cooperativa sociale non è esentata perché vediamo che c'è questa norma, che è l'articolo 3, che dice che le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali sono ridotte a zero. Quindi di fatto le cooperative sociali non versano i contributi, naturalmente soltanto in relazione alle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 che abbiamo citato prima, chiaramente. Quindi queste agevolazioni riguardano solo i lavoratori in relazione ai quali c'è questa esigenza di reinserimento nel mercato del lavoro. Voleva intervenire, professoressa? Mi sembrava... No. Okay. Non abbiamo tantissimo tempo, quindi è meglio che andiamo avanti. Sì, allora andiamo avanti con le due problematiche che si pongono in materia di cooperative sociali. La prima è una problematica relativa all'aspetto retributivo, perché se è vero che l'articolo 3 della legge sul lavoro nelle cooperative, che è una legge del 2001, che in quanto tale si applica, laddove non derogata espressamente, si applica anche alle cooperative sociali, dicevo, l'articolo 3 ci dice che ai soci lavoratori delle cooperative devono essere applicati i trattamenti retributivi, non trattamenti economici e quindi anche retributivi, non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi dello stesso settore di riferimento in cui interviene la cooperativa. Ok, articolo 3 della legge 142 del 2001. Qual è lo scopo? È quello di impedire alle cooperative di pagare di meno i propri dipendenti. Pagare di meno rispetto a cosa? Rispetto alle altre società non cooperative che intervengono in quel settore di attività, in quel settore merceologico, diciamo così. Bene, il problema in relazione alle cooperative sociali qual è? È che il CCNL delle cooperative sociali, che è un CCNL, come voi sapete, multisettoriale, che quindi può incastrarsi in ciascun settore di riferimento, in qualsiasi settore merceologico, quindi a prescindere dall'attività in concreto svolta dalla cooperativa sociale, è un contratto collettivo che prevede dei minimi retributivi inferiori rispetto alla generalità dei contratti collettivi. Bene, chiariamo subito, perché questo è importante, che il contratto collettivo delle cooperative sociali è un contratto stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Quindi non c'è alcun problema in merito alla non genuinità dei sindacati che hanno sottoscritto questo CCNL. Quindi non è un contratto pirata, tanto per utilizzare una definizione invalsa nella prassi. Okay? È assolutamente un contratto autentico sottoscritto da sindacati autentici, che però prevede dei minimi retributivi inferiori rispetto ai CCNL, alla generalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. E questo problema è tenuto conto, o meglio, è destinato ad emergere soprattutto nei casi in cui le cooperative sociali partecipino ad alcuni appalti pubblici i cui capitolati o i cui bandi di gara, proprio sulla base della constatazione del fatto che il CCNL cooperative sociali preveda dei minimi retributivi inferiori, obblighino, quindi questi capitolati di gara d'appalto, obbligano l'impresa vincitrice ad applicare i trattamenti retributivi previsti non dal CCNL della cooperativa sociale, ma dal CCNL previsto per il settore di riferimento. Tipico esempio, che è esempio tratto da un contenzioso che ha riguardato un'appaltatrice, una cooperativa sociale che aveva vinto l'appalto del servizio di raccolta rifiuti qui nel comune di Padova. Ecco, il capitolato d'appalto imponeva all'appaltatrice di applicare il contratto, le retribuzioni, quindi di erogare ai dipendenti le retribuzioni in misura non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo in materia ambientale, ok? Non quello invece delle cooperative sociali. La cooperativa vincitrice però e appaltatrice ha continuato a applicare il CCNL delle cooperative sociali e ecco allora che ne è sorto il contenzioso in quanto i lavoratori quindi hanno agito per le differenze retributive. E quindi bisogna chiedersi la giurisprudenza di merito
come abbia risolto questo profilo. E purtroppo la giurisprudenza di merito è assolutamente divisa, in quanto, soltanto per tenere in considerazione i tribunali a noi vicini, quindi il Tribunale di Padova, che è intervenuto appunto più volte negli ultimi anni, e il Tribunale di Bologna, sono intervenuti in maniera diversa, nel senso che alcuni giudici del Tribunale di Padova e anche il Tribunale di Bologna ravvisano una violazione dell'articolo 36 della Costituzione sulla base del minore importo economico della retribuzione secondo il CCNL delle cooperative sociali. Quindi condannano la cooperativa sociale appaltatrice a versare le differenze retributive. Sulla base di quale elemento? Beh, in primo luogo del fatto che c'è la clausola d'appalto. In secondo luogo, sulla base della possibile violazione dell'articolo 36 della Costituzione che, come sappiamo, impone al datore di lavoro, o meglio afferma il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e sufficiente a ottenere insomma delle condizioni di vita sufficienti, ecco, e dignitose. Bene, la giurisprudenza interpreta e applica questo articolo 36 della Costituzione sulla base proprio dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo del settore di riferimento. Ecco allora che il Tribunale di Padova dice: se il settore di riferimento, il settore ambientale, e il contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi del settore ambientale prevede un importo retributivo più alto rispetto a quello previsto dal CCNL delle cooperative sociali, ecco allora che il datore di lavoro, la cooperativa, deve essere condannata a versare al lavoratore la differenza. In realtà, ecco, questa soluzione non è pacifica perché un altro giudice, un altro magistrato persona fisica dello stesso ufficio Tribunale di Padova, ha invece optato per la soluzione opposta, affermando che il fatto per cui il CCNL delle cooperative sociali sia stato sottoscritto da sindacati leader, cioè da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, esclude una possibile violazione dell'articolo 36. Il ragionamento del Tribunale di Padova quindi è il seguente: non c'è nessuna lesione dell'articolo 36 per il fatto che appunto il CCNL delle cooperative sociali è stato voluto dagli stessi sindacati comparativamente più rappresentativi, che hanno quindi acconsentito alla previsione di una retribuzione inferiore rispetto agli altri contratti collettivi sulla base del costo sociale che si accolla alla cooperativa sociale nella sua opera di promozione appunto delle opportunità di lavoro per i soggetti svantaggiati. Quindi questo gap retributivo verrebbe colmato, secondo la dottoressa Rigon del Tribunale di Padova, da questo onere sociale di cui la cooperativa sociale stessa si fa carico. Okay, quindi, e questa soluzione è stata anche affermata dalla Corte d'Appello di Bologna, che ha riformato invece quella sentenza di tenore opposto che citavo prima. Quindi attualmente l'orientamento giurisprudenziale, in attesa della pubblicazione, insomma, della prima, che intervenga la Cassazione, insomma, su questo argomento, ma i giudici di merito sono abbastanza discordi. La seconda problematica, invece, che è legata a questa prima, è se sia legittimo il riconoscimento del trattamento economico più basso del contratto collettivo delle cooperative sociali anche ai lavoratori non svantaggiati. Perché il ragionamento che faceva la dottoressa Rigon del Tribunale di Padova, che vi dicevo prima, che fa la Corte d'Appello di Bologna, okay, è legittimo pagare di meno i dipendenti perché la cooperativa sociale mira a reinserirli nel contesto occupazionale, chiaramente allora i lavoratori, qualora non siano svantaggiati, si oppongono a questo argomento, contestano questo argomento proprio sulla base del fatto che una simile argomentazione può valere per i lavoratori in situazione di svantaggio, mentre invece non vale per essi che, non avendo alcuna situazione di svantaggio da contrastare, non hanno quindi non possono essere, ecco, colpiti da questa retribuzione inferiore. Anche sulla base di questo argomento il Tribunale di Padova
il primo orientamento, no, il dottor Pascali, dava proprio ragione ai lavoratori, dicendo il ricorrente non è in una situazione di svantaggio, quindi merita che gli si applichi la retribuzione piena, diciamo così, superiore, ecco, degli altri contratti collettivi, non invece quella inferiore del contratto collettivo delle cooperative sociali. Anche questo orientamento in realtà è contrastato e forse non è del tutto condivisibile nel momento in cui, come afferma ecco, la seconda anima del Tribunale di Padova, nel momento in cui c'è una delibera, anche sulla base dell'ulteriore argomentazione, tale per cui c'è una delibera dell'ANAC, che vi cito nel caso sia di vostro interesse, ma è comunque poi citata anche nelle diapositive, è la delibera 62 del 2019, che di fatto prevede la possibilità di applicazione del CCNL delle cooperative sociali a tutti i dipendenti delle cooperative sociali stesse, anche a quelli che non versano in situazione di svantaggio, per il semplice fatto che, dice l'ANAC, ci troviamo di fronte a un quadro normativo che ammette le società cooperative tra gli operatori economici partecipanti alle gare di appalto. E siccome la legge consente alle società cooperative di avere tra i propri dipendenti anche lavoratori non in situazioni di svantaggio, come abbiamo visto prima c'è questo minimo, percentuale minima del 30%, ecco allora che non ha senso limitare l'applicazione del CCNL cooperative sociali solo ad alcuni dipendenti, escludendo invece l'applicazione di questo contratto collettivo ad altri dipendenti, a quelli che non versano in situazione di svantaggio. Ho cercato di sintetizzare al massimo perché non volevo sforare, però vedo che sono le 18:59, quindi non ho sforato. Professoressa, mi dica lei se sono stato chiaro. È stato chiarissimo, solo per dire che questi problemi che derivano dalla circostanza per cui le cooperative, a parte beneficiare di esoneri dal punto di vista contributivo, hanno una propria contrattazione con dei valori di riferimento che sono, diciamo, diversi, si potrebbe riproporre mutatis mutandis per le imprese sociali, che hanno ovviamente che parteciperanno agli appalti, che hanno evidentemente anche lì delle regole particolari per quanto riguarda i trattamenti economici e che vanno a costituire nel mercato del lavoro, che vanno a costituire nel mercato, grazie a questa sorta di specificità relativa anche alle regole sul lavoro, dei competitori che sono favoriti, no? Certo. E questa è una questione che francamente non può che creare preoccupazione, perché al di là dell'opzione politica che uno voglia sposare, potrebbe essere fonte di un contenzioso molto importante e anche di un contenzioso in ambito europeo. Questo non ce lo dobbiamo nascondere. E quindi diciamo che con queste ultime osservazioni noi possiamo concludere dicendo che la presenza dell'operatore sociale, degli enti del terzo settore nel mercato, che sembra più significativa e certamente che si potrà rafforzare anche in virtù delle sentenze anche se non riconduce la sentenza sull'Umbria, ecco, non riconduce quel tipo di cooperative agli enti del terzo settore, è indicativa di un certo trend circa il ruolo degli operatori del terzo settore, proprio in relazione alle regole sul lavoro, al rapporto di lavoro, potranno scontarsi dei problemi non di poco conto. Chiudo qui, dottor Perego, perché credo di aver rubato troppo tempo. Grazie mille, professoressa. Abbiamo giusto qualche minuto, ci sono due rapidissime domande, mi permetto di leggervi, poi vedete voi insomma per la risposta. La prima è una cosa che probabilmente avete già detto, un partecipante chiede come deve essere fatto il calcolo del rapporto di 1 a 8 tra le retribuzioni negli enti. Già risposto. Ecco, è già stato risposto, abbiamo risposto a questa domanda.
Benissimo, quindi sicuramente nelle slide troverete tutte le informazioni. E un'ultima domanda riguarda invece l'obbligo assicurativo previsto per tutti gli enti del terzo settore. C'è una richiesta che appunto da uno dei partecipanti chiede quali sono eventualmente, se sono già state previste, delle sanzioni per l'omessa assicurazione dei volontari. Dottor De Luca, lei è competente su questo piano? Verosimilmente ci saranno le sanzioni amministrative, sicuramente sì. Il soggetto a cui viene attribuita la sanzione è la stessa impresa. Bene, grazie mille professoressa, grazie dottor De Luca e grazie a tutti i partecipanti. Come dicevo all'inizio, vi chiediamo di continuare a seguire le nostre iniziative perché al più presto vi daremo aggiornamenti sulla ripresa nel periodo post estivo, quindi diciamo se tra settembre e ottobre. Grazie mille a tutti e buona serata. Arrivederci. Arrivederci.